Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamenti che oggi interesseranno la diabrotica del mais e il monitoraggio degli adulti degli elatteridi per mezzo delle trappole a feromoni sessuali IATLOR-F. Diabrotica del mais. Il modello di Davis indica la presenza del terzo stadio di sviluppo nelle popolazioni di diabrotica. Terzo stadio di sviluppo delle larve che può essere facilmente individuato tirando su gli apparati radicali del mais e il terreno circostante in appezzamenti infestati. Stiamo entrando in una fase decisiva per la gestione integrata della diabrotica. Infatti, tra pochi giorni, attraverso il monitoraggio con trappole a feromoni sessuali e con l'ausilio dei modelli previsionali, individueremo il momento dell'emergenza dei primi adulti, normalmente maschi, e quindi individueremo il momento per cominciare il monitoraggio con le trappole cromotropiche, che ci darà indicazione sui livelli di popolazione e, nel caso di superamento della soglia, ci indicheranno se è necessario interrompere l'eventuale monosuccessione di mais. Quindi attenzione, seguite i bollettini colture erbacee o attraverso il sito www.venetoagricoltura.org o ricevendo le mail che possono essere richieste all'indirizzo bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Monitoraggio degli adulti di elatteridi. È ormai arrivato il momento, per chi sta facendo il monitoraggio con le trappole di ATLOR-F, di aggiungere in posizione alta il feromone l'esca per catturare Agriotes litigiosus. A breve, ai primi di giugno, sarà opportuno aggiungere anche il feromone di Agriotes ustulatus per catturare Agriotes ustulatus sempre in posizione alta. Alla prossima!